che abbiamo. Come va? Noi con il nostro lavoro come GD Ferroviva stiamo cercando comunque di far vivere una situazione serena, cerchiamo comunque di portarvi i contenuti, infatti oggi siamo qui apposta per portarvi anche questo piccolo pezzo di moda all'interno del nostro canale. Che altro dire? Fa un po' freddo, però la capiamo, giornata un po' nuvolosa, ma bene o male, diciamo che ci siamo arrivati nonostante le restrizioni. Allora, sono felicissima di essere qui. Comunque ragazzi siamo nel backstage delle modelle per una stilista che il mio Faber Cocco e parliamo di strumenti, come vedete, quindi mi raccomando, Ciao a tutti, come potete vedere oggi siamo qui a una sfilata al Parco Città di Vicenza. Che dire, vicino a noi c'è una persona che secondo me anche con la mascherina è facilmente riconoscibile. Vi do qualche indizio, parliamo di Rai, parliamo di Collegio qua edizione 4, parliamo di una ragazza che nonostante tutto è riuscita a distinguersi all'interno di un programma e è Sara Piccione, la ragazza che appunto io conosco da, ve lo giuro, poco tempo, quanti sono 4 anni, più o meno 4 anni io che la conosco e sono super felice di vederla qui anche oggi. Lei è riuscita a distinguersi, appunto come dicevo, in questo programma che è il collegio, è riuscita a diventare la ragazza fantastica che oggi non piena di influencer e tiktoker. Però Sara, bando alle ciance, raccontaci qualcosa di te. Com'è stato passare dal fatto di essere comunque una ragazza normale a essere Sara Piccione, comunque quella che ha fatto il collegio, che ora per strada non si può neanche fare l'aperitivo, perché mi ricordo che siamo andati a fare, neanche l'aperitivo in faccia siamo riusciti a fare lei. Beh, allora posso dire che è stato bellissimo, è stata un'esperienza veramente unica, mi ha insegnato tantissimo. Io sono entrata dentro il collegio che era una ragazza super timida, non riuscivo a parlare con nessuno e sono uscita dal collegio proprio che parlo con tutti, trovo proprio con il muro. Confermo. E quando vado in giro sì, molte ragazze mi fermano, però è anche bellissimo perché tu sei la ferma e vedi queste ragazze che ti abbracciano e si mettono a piangere e ti dà una felicità immensa, proprio bella. Sì, beh, io posso riconfermare che Sara non parlava neanche, cioè io ve lo giuro, allora dopo che gliela abbiamo instaurato un'amicizia un po' di più parlava, ma vi assicuro che la prima volta che l'ho conosciuta zitta, timida, una cosa incredibile, con lei infatti secondo me Sara, ve lo dico proprio da amica, che è proprio servito per un fattore anche dell'autospirito di Sony, o tu vuoi dire. Beh, comunque io mi ricorderò sempre una volta che eravamo a Vista di Beach, se non sbaglio, che ha fatto la sua sfilata tranquilla, stavamo caricando la macchina, aveva vinto ceste di frutta, stavamo comunque caricare una macchina piena di roba. Mentre stavamo caricando, quindi anche lei che ci dava una mano, arrivano delle ragazze che fanno: ma tu sei la Sara Piccione del collegio? Allora via, siamo stati là un quarto d'ora più o meno a fare foto e tutto, però devo essere sincera, lei, come non tutte le ragazze sono, è sempre rimasta se stessa nonostante la fama. E secondo me questa è una cosa che ti fa molto molto onore, anche perché comunque tu porti dei valori che sono veramente belli e questa secondo me è una cosa molto molto bella, tanti complimenti. Grazie mille e come tutti sanno, cioè, io preferisco rimanere sempre me stessa. Potrai avere un casino di follower, un casino di persone che ti seguono, tantissimi fan, ma l'importante è sempre essere se stessi, ovunque tu vai. Sì, confermiamo che Sara è rimasta sempre la stessa. Questo sì. Su alcuni anni forse era meglio se cambiava, però non importa. Diciamola proprio così. Appunto il crudo bello della diretta. Comunque veramente ringraziamo tantissimo di essere qui, ringraziamo te Sara per essere venuta qua con noi e ci vediamo tra poco all'inizio di questa sfilata. Grazie mille a voi e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao amici, sono qui con Letizia Percocco. Lei fa abiti eleganti e da sposa, l'abbiamo vista alla Milano Fashion Week e posso dire che i tuoi abiti sono veramente stupendi e sincronici. Raccontaci un po' come ti è venuta l'idea di creare questi abiti. L'idea è nata dalla mia passione per la moda ma anche per la vita, ma soprattutto per il mondo scopo. Infatti da poco tempo mi sono appassionata molto al mondo del matrimonio e della sposa e quindi ho intraprendere questo percorso guida negli abiti eleganti e sì. Posso dire che i tuoi abiti sono veramente stupendi, no? Dopo lo vedete anche voi, però rimarrete a bocca aperta, ragazzi. Raccontaci un po' di te. Sono Letizia, ho 21 anni, ho partecipato
partecipato al concorso Mister Italy grazie a Tiziano Tessaro che ho tornato a rappresentare l'Italia nelle Filippine alla finale mondiale. È stata un'esperienza unica e indimenticabile che non mi dimenticherò mai. È stata anche un'esperienza che mi ha cambiato la vita, infatti grazie a quella esperienza mi sono cambiata me stessa e mi sono anche riscoperta. Wow! Complimenti, davvero! Siamo felicissimi di averti qui. Ciao! Sì, ok, allora terminata la sfilata, bravissima, le tue creazioni uniche come sempre. Durante la Fashion Week abbiamo visto abiti tu sul Ramege, mi sembra, più sul riciclato, anche che è stato il tuo punto di forza, soprattutto in Moldovisione a Manila, quando sfilato con le CNN, la Fox americana, hanno valorizzato lì il tuo impegno verso il sociale. Ora ti sei lanciata sbizzarrita anche verso altre creazioni, ma un po' diverse, più pop, forse anche, non pop rock però, Bene, cara Sara, Sara l'annunciamo, lei è stata alla RAI, ha fatto un collegio 4 mi sembra, no? Perché sono 1, 2, 3, 4, sei arrivata a 4, quindi ha fatto migliaia di fan in tutto il mondo, oggi abbiamo scelta come madrina per consegnarti questo premio, vediamo se Cameraman fa anche un'inquadratura, beh tu premi ne hai tantissimi, l'ultima la Fashion Week come stilista emergente, questo invece è un omaggio alla carriera, una nomination molto importante, questa che ti lancerà perché poi faremo la finale una Fashion Week ancora e quindi mi butterai con tanti abiti, penso. Sì. Sicuramente, bene. Qual è da dire Sara? Ti sono piaciuti questi abiti? Posso dire che sono stupendi, sei proprio bravissima e è stata una bellissima sfilata. Volevo chiederti, cosa vuoi dimostrare con queste tue creazioni 2021? Vorrei dimostrare come sono io, cioè la mia personalità, la mia creatività, ma soprattutto me stessa. Infatti con gli abiti, io creo degli abiti, ma molte volte quegli abiti lì non riusciranno mai come li ho immaginati, infatti usciranno tutt'altri. Tipo in quest'abito qui non era così, era pensato in una onda ruota, è diventato corto e adesso è a sirena. Quella è la mia creatività. E io cambio così. Un
giorno è uno, un giorno è un altro. La domanda che volevo farti io, e mi ricordo che durante la prima Fashion Week che hai fatto per le creazioni provenienti appunto dalla Mondovisione, ti eri innamorata di te stessa, cioè delle tue creazioni, e malgrado le offerte per acquistare gli altri non hai voluto venderli. Adesso hai cambiato idea e inizierai a vendere qualche creazione tua? Sì, mi piacerebbe molto vendere, soprattutto per studi da sposa, vorrei anche lanciarmi nel mondo sposa, questo è uno dei primi proprio sposa e adesso ne sto anche realizzando altri e spero che riuscirò a venderli. Quindi avete capito, amici live, perché siete in ascolto, ma anche le altre modelle che si avvicineranno lentamente poi al matrimonio, anche te prima o poi toccherà anche a te, e quindi avete veramente una stilista che può seguirvi, può veramente mettersi sì di suo, ma anche di fare le vostre canzoni, le vostre stesse, voi dite cosa volete, lei vi fa proprio su misura, si può dire. Bene, allora, poi cambia di nuovo, quindi dovete acquistare l'abito e andare via. Bene, a questo punto salutiamo gli amici live e ci prepariamo per la prossima sessione con Daniela Rostia, che tu conosci, con abiti stupendi, lei viene dalla Sardegna, il suo stile è retro che ha lanciato le vetrine nel mondo, rivisto in chiave moderna, va bene? Allora, tocca a te fare il cappello di chiusura e salutare tutti. Ciao amici, mi raccomando, continuate ad ascoltarci. Ciao! Ciao!
bellissima sfilata come sempre, noi siamo sempre tagliati dalla creatività che hai te, cara Daniela, ti abbiamo mirata a Milano anche alla Golden Fashion dove hai trionfato, veramente hai incantato tutti, soprattutto gli ospiti che c'erano, ma in questa occasione, che tu hai fatto degli abiti stupendi proprio per questo evento, voglio darti un riconoscimento. Vorrei qui vicino a me una miss molto importante, Miss Jennifer, scusate, adesso non lo vedete pure qui. Lei è Urbinati, Giulia Urbinati, è una delle miss più in carica e più belle che ci siano qui appunto in Veneto, con Mario Bonesi. Lei sta facendo delle cose molto importanti anche televisive mi sembra, e vorrei che fossi te a consegnare questa nomination alla nostra stilista. Eccolo qua, vediamo se Cameron riesce a fare anche una inquadratura. E questa è una nomination alla tua carriera che sta andando sempre più forte, sempre più in alto, e noi non vediamo l'ora di vederti alla Milano Fashion Week. La faremo il 26, la faremo a Milano se i TPCM ci lasciano farla, comunque altrimenti c'è già la data, il 27 facciamo una data qui della Milano Fashion Week televisiva, perché se non ci lasciano fare il pubblico noi rispettiamo le regole. Bene, a questo punto io vorrei qui vicino in coreografia tutte quante le modelle, ecco, vedete pure che sono modelle stupende, ognuna ha il suo mood, giusto? Esatto, ognuno ha il suo stile. Ognuno ha il suo stile, e vorrei proprio noi facciamo un passetto indietro in modo che tutte quante vengano in coreografia. Vedete qui care modelle, eccole qua, vediamo se ci sono tutte, e voglio dare anche a loro un brio di gloria, insomma, così vi nominate io solo e ci diamo appuntamento alla prossima. Io sono Sara Piccioli, ci vediamo la prossima volta. Io sono Giada Cicuto. Io sono Greta Scantamburlo. Perché io sono Tiziana Scaro, da Salto, eventualmente. Io sono Vanessa De Vita. Io sono Giorgia Giaciglio. Valerie Rogo. Io sono Martina Perin. E io sono Martina Mazzotta. Volevo ringraziare Mario Bonesi che è cameraman e anche fotografo ovviamente, e anche un po' il manager tuo innanzitutto, e poi anche tu mi sembra. Poi volevo ringraziare Gigi Sherin che oltre che è produttore fa anche delle imprese stupende per videoclip. Tullio Cotomucci, questo qui è un signore bravissimo, lui ha una storia molto importante, ha una grande carriera alle spalle, quindi ha una grande esperienza. Poi volevo ringraziare anche Daniele Benon, lo conoscete Daniele Benon, che è un cameraman molto importante, lui fa riprese soprattutto dentro le quinte. E poi mancava un fotografo mi sembra, per parte dei genitori qui che hanno mantenuto la distanza. Siamo tutti quanti comunque sani del fatto tampone, quindi hai fatto tampone te? Certo. Certamente, come tutte no, giusto? A questo punto facciamo un applauso, voi ragazze, poi gli applausi. No, allora facciamo un applauso tutti insieme alla stilista. Ok, a questo punto abbiamo terminato. Adesso noi faremo molti eventi qui televisivi, purtroppo li facciamo con altri stilisti. Abbiamo Versace il 27 mi sembra, linea giovane però sportiva. Arriveremo ancora la carissima nostra stilista nell'occasione della Fashion Week televisiva, perché faremo alcuni appuntamenti importanti, e quindi ragazzi vi spero di avervi ancora, insomma, perché sono stato molto soddisfatto di voi, e quindi un ringraziamento anche ai vostri accompagnatori, ai vostri genitori, fidanzati che vi hanno accompagnato, che sono stati tutto il giorno ad aspettare. C'è anche il tuo fidanzato? No, il mio no. Io sono venuta qua a accompagnare la Sara. Ah, quindi l'ho lasciato a casa? Bene. Bene. No, è giusto anche io avere un momento per me, non è che posso sempre averlo appresso, già viviamo insieme, per un minimo di distanza sociale anche con lui. Appunto, un po' di distanza aumenta l'amore, giusto? Esattamente, un po' di distanza e così aumentiamo l'affetto. Va bene, perfetto. A questo punto vi saluto tutti e alla prossima.